Un giorno il Buddha chiamò a sé tutti gli animali della terra, ma soltanto in 12 arrivarono. Per premiarli, attribuì a ciascuno di essi una fase dello zodiaco. Ogni uomo sarebbe nato sotto il segno di uno di questi 12 animali. E così sarebbe stato per sempre. La comunità cinese festeggia il Capodanno come il più grande evento dell'anno, è comparabile per noi con le festività del Natale, ma forse è ancora più importante. Noi qui abbiamo cercato di imitare un pochino quello che si fa nelle grandi città cinesi, ma la festa che fanno è veramente piena di colore, di suoni, di fuochi e dura diversi giorni. Ma ogni anno gli uomini temevano Nian l'immortale, che al principio di ogni primavera saliva dagli abissi per divorarli. Durante un feroce attacco della creatura, un viandante straniero iniziò a danzare, agitando lembi di tessuto rosso e producendo un gran baccano coi suoi tamburi e le sue luci. Il feroce Nian, che mai si era trovato ad affrontare un tale coraggio, si rifugiò negli abissi e, trovando rinnovata la difesa degli uomini ogni anno, non fece mai più ritorno. Usanza cinese durante il Capodanno cinese che mettiamo sempre delle poesie colore rosso e porta sempre la fortuna e anche un simbolo della speranza per l'anno nuovo. Cai Yuan Mao Sheng Da San Jian vuol dire la fortuna, prosperità che arriva da tutti del mondo. Da secoli il popolo cinese si difende dalla sfortuna e dalla voracità del mostro Nian, festeggiando con cibo, danze, tamburi e fuochi d'artificio. Quest'anno sotto il segno del maiale. Cerchiamo di trasmettere attraverso le arti marziali, attraverso lo sport, che c'è un altro modo di integrazione. Integrazione è una parola che in Italia si parla continuamente, però si fa poco. Noi cerchiamo di parlare poco e fare tanto, cioè portare i ragazzi italiani a esibire nella cultura cinese, cioè le arti. Meglio di questa integrazione penso che non ci sia. Anche se il mondo occidentale non condivide le stesse leggende, quale modo migliore di festeggiare il nuovo anno per la seconda volta, se non vivendo un pezzetto di Cina vicino a casa? Ni hao, QTP News.it